onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà e in particolar modo dello Spazio Più del martedì pomeriggio. Sono Mimmo Magnetta, il rappresentante del Più. A fianco a me ho due co-conduttori che appunto oggi ne ho due, non uno. E a fianco a me c'è Emanuela, che è una antica volontaria del mondo delle patrie galere ed è volontaria appunto dell'associazione di cui a breve andremo a parlare. A fianco a me ho Roberto, che è un carissimo vecchio amico. Buonasera. Benvenuto fra noi Roberto, è già stato mio accompagnato in altre occasioni. E poi dall'altro capo del telefono, abbiamo con noi Don David Maria Riboldi, che è il cappellano dell'Istituto Penitenziario di Busto Arsizio. Benvenuto fra noi Don David. Grazie di cuore, un saluto a tutti quanti. Ok, allora oggi appunto ho voluto unire in sé Don Davide in questa trasmissione. Di solito dovrei parlare di lavoro, parlo appunto di quello che è il popolo delle partite IVA, o parlo anche dei lavoratori dipendenti, no? Tant'è che infatti il venerdì parliamo di quello che sono i lavoratori dipendenti del Ministero della Giustizia. Oggi invece ho voluto invitarti a averti come ospite, perché appunto tu sei un chiaro esempio di persona, appunto, come in veste appunto di cappellano, che si presta appunto all'assistenza del mondo carcerario e dei carcerati, ma sei anche un modello, un esempio di imprenditorialità, perché appunto Don David Maria Riboldi, oltre che essere appunto cappellano, è appunto è uno che sa far crescere quelle che sono le attività che servono appunto per dare accoglienza, assistenza e dare un futuro appunto alle persone che lui incontra nel suo percorso di cappellano. E di questo appunto a breve lui ci parlerà appunto di quelle che sono le varie iniziative perché sapete, non è che ci si può solamente limitare ad assistere a livello spirituale o a livello anche così morale le persone che sono detenute. Poi bisogna anche prendere e cercare di dargli anche un indirizzo per quando usciranno fuori, quando saranno riassorbiti in quello che è il nostro contesto sociale. A parte ecco che Don Davide a tanti di questi detenuti dà lavoro anche in maniera alternativa, cioè lui li prende anche quando i detenuti arrivano a poter usufruire di misure alternative alla detenzione, che può essere il lavoro esterno, può essere la semilibertà, cioè lui comincia già prima. È vero Don David, tu sei uno che allo spirito unisce anche le necessità della vita, cioè in questa mia trasmissione oggi voglio unire il sacro al profano. Posso dirlo o vado troppo in là? È Radio Libera? Sì. E tu ti sei libero di dire ciò che credi. Sì. Da Radio Libertà, certo. Radio Libertà, voglio dire. Mi viene però da dire questa cosa prima di entrare nel raccontare che cosa facciamo con la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele. A me viene da dire che l'occuparsi dei bisogni concreti delle persone non è assolutamente un'azione profana e non è neanche un'azione non spirituale. Certo. Gesù, quando andava per i villaggi della Galilea, guariva i malati, guariva i ciechi, gli zoppi, i sordomuti, dava da mangiare alla gente che aveva fame. 5 pani e 2 pesci li moltiplica per 5.000. Non è che gli dice no, guardate, io sono quello spirituale e per il pane arrangiatevi voi. No, Gesù in prima persona si occupa di ottemperare ai bisogni contingenti, fisici delle persone, e quindi occuparsi dei bisogni delle persone non è per nulla un'azione contraria a ciò che lo spirito ci suggerisce, per cui è un'azione
assolutamente spirituale, nel senso più alto del termine. Ma io apposta ho voluto dire uniamo il sacro al profano, però io ti devo fare subito un appunto, perdonami. Tu hai tirato in ballo il nostro Signore Gesù Cristo, che appunto andava in giro a moltiplicare i pani e i pesci e il vino, e tu invece che fai? Ti metti a fare la birra, e su, dai. Sì, noi facciamo la birra, è nata in un modo curioso questo progetto, la Prison Beer. Siamo il primo birrificio diffuso, perché noi produciamo birra con il nostro marchio Prison Beer su birrifici diversi, non abbiamo un impianto nostro. Il nostro è mettere a lavoro le persone dal carcere, questo noi facciamo, qualsiasi nostro progetto. E qui, grazie a un'amicizia con uno dei grandi guru del mondo brassicolo, che è Lorenzo da Bove, che salutiamo con affetto, in arte Quasca il suo soprannome, ci ha aperto un po' le porte di diversi birrifici del territorio, mettendoci in contatto con un mondo davvero open mind, un mondo non giudicante, un mondo che ha saputo accogliere nelle proprie file operative anche persone del carcere. Quindi noi curiamo l'inserimento lavorativo delle persone, in questo caso non nella nostra cooperativa e nelle nostre attività lavorative, ma in aziende esterne. Ci occupiamo un po' di tutto ciò che è la trafila giuridica, burocratica, e l'inserimento e l'accompagnamento, perché una persona che comincia a lavorare dopo 10 anni di galera non è una passeggiata. No. Ci vuole pazienza e tenacia e astagadre e insomma non è una cosa che cade così facilmente. E quindi Prison Beer nasce al birrificio The Wall di Vinegono Inferiore, prosegue la sua corsa con Schigi Beer presso il birrificio Ibu di Burago Molgora, prosegue ancora e continua a Sesto San Giovanni da Mutnik, e poi adesso tra poco, anzi questa settimana, dovrebbe essere pronta la quarta Prison Beer fatta da Orso Verde qui a Busto Arsizio. Le birre fatte portano i nomi delle persone che hanno salvato Antonio, Johnny, Beppe e c'è solo un'eccezione, perché la seconda birra è quella fatta con i mirtilli del nostro terreno, dove domenica abbiamo detto la messa per la giornata della terra, e allora il lavoro lì è fatto dai mirtilli, gli uomini che raccolgono i mirtilli, e quindi l'abbiamo chiamata Prevost perché l'abbiamo ricettata esattamente il giorno dopo l'elezione del Santo Padre, Leone XIV. Oggi mandiamo un grande abbraccio in cielo a Papa Francesco, che ricordiamo un anno dalla sua partenza per il cielo, e non dimentichiamo che Papa Francesco pochi giorni prima, già molto provato, il Giovedì Santo andò, la sua ultima uscita pubblica è stata al carcere di Regina Coeli. No, dire Bibbia, ti devo correggere. No, ti correggo io. Sì? L'ultima uscita il Giovedì Santo l'ha fatta Regina Coeli, da Miretta. Allora, ma l'apertura della porta del Giubileo? Quella l'ha fatta a fine dicembre. Sì. All'inizio del Giubileo. E c'era un sacco di gente assieme a te, vero? È andato a Regina Coeli. Pochi giorni prima della morte. C'era un sacco di gente assieme a te in quell'occasione, vero? C'erano anche, oltre ai volontari, anche dei detenuti che ti hanno accompagnato in quel viaggio? Ma io non sono andato a Re Bibbia. Io sono andato a Regina Coeli, per quando c'è stata il Giubileo a San Pietro. Il Giubileo a San Pietro, 14 dicembre scorso, con Papa Leone XIV, con la Valle d'Ezechiele eravamo una trentina di persone, di cui 11 persone tra galeotti ed ex galeotti, nel senso di persone che avevano finito da poco di scontare la propria pena. E i volontari? Sì, in tutto eravamo in 30, di cui 11 in esecuzione penale, gli altri volontari, l'educatrice del carcere che ci ha accompagnato, il mondo della cooperativa, tutti noi. Un bello squadrone, 2 giorni abbiamo fatto il viaggio in treno, abbiamo girato sabato le basiliche, Santa Maria Maggiore a trovare Papa Francesco, poi siamo andati a San Giovanni in Laterano, a San Paolo fuori le mura,
e poi la domenica mattina in San Pietro con il pellegrinaggio con la croce e poi la Santa Messa con il Papa. Uno di noi ha avuto il pass speciale, il pass di colore giallo, che dava l'accesso all'incontro con il Santo Padre al baciamano. Ecco. Io speravo in realtà di andarci insieme, che potessi accompagnarlo ed infilarmi anch'io, invece ho regalato il baciamano a Ezio, questo gigante nigeriano, un uomo buono, e quindi niente, lui ce l'ha fatto col Papa e io no. Mannaggia. Vabbè, ci saranno altre occasioni per te, su, no? Anzi, io Sì, penso dai. che il Papa potrebbe venire lui di persona a Busto Arsizio, considerato che voi della Valle d'Ezechiele gli avete dedicato una birra molto buona, un po' alcolica, perché sono più di 8 gradi. Cioè, No, com- sono 5 e 8, ma no. sì. E qual è quella 5 di gradi 8? 8, Qual è non quella 8 di e 8 5. gradi e passa? Non ne abbiamo ancora 8 gradi, ne abbiamo Bello. una a 4 e 8, una a 5 e 8 e una a 6 e qualcosa, 6 e mezzo. Vedi, oggi ho bevuto vino e sono mezzo ubriaco. Ma allora, al giubileo dei carcerati sono stata anche io con Don David e tutto il gruppo, e da lì poi mi sono iscritta anche all'associazione, e la birra è stata il primo prodotto di questa cooperativa. Allora, Don David, raccontaci un po' l'inizio di questa. Tu sei proprio il fondatore della cooperativa La Valle di Ezechiele, che ha un nome particolare bellissimo, e ha iniziato con la prima birra, ma poi questa cooperativa adesso fa diverse cose. Le vuoi dire tu? Tutte le cose, come si è Sì, sviluppato? certo. La cooperativa, io ho cominciato in carcere nel 2018, sono 7 anni, 8 a novembre. Uno dei primi bisogni che l'ascolto delle persone in carcere ha generato è stato proprio il bisogno del lavoro, il bisogno di qualcuno che desse disponibilità e fiducia per avviare una nuova vita. Ci vuole un lavoro. Siccome è difficile che una persona uscita dal carcere possa ispirare fiducia a un datore di lavoro, questo un po' è comprensibile, un po' è anche pregiudiziale. Con alcuni amici ho pensato di dare vita a questa cooperativa. Poi sarà molto difficile avviarla, perché primo trovare un capannone. Quanti capannoni ho girato quell'anno per riuscire a trovare qualcuno? Quando dicevo che mettevo persone dal carcere e lavoro, tutti dicevano no, allora no, non lo vogliamo. Dicevo, guarda che mi pago l'affitto, non è che i soldi non è che puzzano, quelli sono. Ma no, non vogliamo problemi. Un sacco di porte in faccia, anche da confratelli, No, perché abbiamo un sacco di strutture nostre noi oggi chiuse, oratori, spazi che oggi non sono più a servizio delle comunità cristiane. Ma che sta proprio niente fa. E poi insomma abbiamo trovato finalmente disponibilità, l'ingegnere Archetti, in questa ex tessitura, cotonificio in Valle Olona, tra Fagnano, Olona e Gorla Maggiore. È una struttura in mattoni molto affascinante lungo l'Olona, un esempio di architettura industriale di fine 800, molto bello. Sì, molto bello, è vero. Tante realtà imprenditoriali, e a un certo punto così nel novembre 2020 ci siamo insediati anche noi. Abbiamo cominciato il primissimo lavoro, era un lavoro di sbavatura della gomma, che è una roba proprio alienante, perché dopo un tot di ore fa sempre la stessa cosa, con un costo a pezzo che è veramente da fame, ecco, insomma, impegnativo. Però, come dice sempre Giuseppe, che è il nostro vicepresidente, sono le persone che ci hanno permesso di avviare la nostra realtà, dovremmo sempre essergli grati, quindi di questo ha ragione. Poi siamo passati a degli assemblaggi un pochino più elaborati, poi siamo passati a fare digitalizzazione degli archivi cartacei, lavorando in particolare per i comuni, e quindi a prendere la carta
dell'edilizia privata, del materiale dell'ufficio tecnico, e trasformarla da cartaceo a digitale, quindi scannerizzando, facendo l'identificazione dei file, collaborando con gli uffici tecnici dei comuni. Abbiamo collaborato per tantissimi comuni ormai, il più grosso è Busto Arsizio, che ci ha dato diverso lavoro in questi anni, c'è una bella collaborazione, il sindaco Antonelli è molto sensibile al tema, e anche i suoi dirigenti, perché poi sono loro che portano avanti tutto ciò che è gli affidi, i lavori e quant'altro. Per cui sì, insomma, abbiamo, a dire la verità, questo è un lavoro che ci ha dato anche grande crescita dal punto di vista professionale, perché le persone erano adibite a fare un lavoro per cui c'era un dialogo importante con le pubbliche amministrazioni e un bisogno anche di formazione. Poi abbiamo cominciato a fare i cesti di Natale collezionando prodotti da tutte le cooperative carcerarie d'Italia e poi mettendo dentro anche la nostra birra. A questo Abbiamo punto, cominciato a collaborare- Don Davide, non l'ho capito bene, voi raccogliete, prima ordinate, fate gli ordini dalle carceri di tutta Italia, dove ci sono dei prodotti specifici che vengono appunto prodotti da questi istituti, giusto? Prima fate raccogliete tutti questi diversi, i biscotti piuttosto che il caffè, la cioccolata, come sappiamo in ogni istituto, in molti istituti ci sono queste lavorazioni, e poi formate i cesti su ordinazione, giusto? Su ordini. Sì, quando arriva Natale, adesso è ancora presto, però a ottobre si raccolgono le prenotazioni, a novembre arriva la merce da tutti gli istituti, dalle cooperative che lavorano negli istituti o in prossimità degli istituti di pena, e noi confezioniamo i cesti a seconda di quanti prodotti dentro, ci sono cesti diversi. Il cesto più grande, noi mettiamo sempre una cartina dell'Italia con l'indicazione dei penitenziari con cui collaborano le cooperative che hanno prodotto ciò che uno trova nel cesto, e quindi uno sa che acquistando il cesto più grande dà lavoro questo ultimo anno a 100 persone nelle carceri. Il concetto è sempre quello, è il dare lavoro. Lo si fa anche attraverso questo prodotto. Questo prodotto è molto affascinante, io dico, perché dal punto di vista culturale permette di mandare un messaggio che la pena avrebbe da essere scontata così, con attività di formazione, con attività di lavoro. Sappiamo invece che all'interno degli istituti le persone che possono accedere a percorsi formativi e tantomeno lavorativi sono percentualmente poche rispetto all'intera popolazione carceraria. Si favorisce l'ozio praticamente nelle patrie galere italiane per la maggior parte. L'ozio che è il padre dei vizi, dicevano i nostri vecchi, e non lo dicevano a caso, perché il non far nulla non è mai stato... No, però voglio dire, chi le patrie galere le ha frequentate sa bene che uno dei modi più agili di dire quello lì, sì, bravo, non l'ho mai sentito. Sì. Cioè uno, se sta in branda 10 anni e non si fa sentire, è uno bravo, no? E questo è un criterio che, perché se non crea difficoltà, è chiaro che insomma il personale è uno che, diciamo così, va bene, ma non va bene. Certo. Cioè, va bene nella misura in cui uno riesce davvero, no, ad attivare le proprie risorse umane, a mettere in campo le proprie piccole o grandi competenze e a far sì che quel tempo non sia un tempo buttato. Cioè, quando si chiedono le persone tra di loro in carcere: oh bro, tu quanti anni di branda hai fatto? Oh, io ne ho fatti 5, oh, io ne ho fatti 7, no, cioè bro. Cioè, anni di branda, capito? Questo è il linguaggio, il gergo. Sì, non anche... anni di impegno, di lavoro, di scuola, di formazione, anni di branda. Questo è ciò con cui viene identificato il tempo intramurario della sanzione penale a cui viene andata incontro per gli illeciti che ha commesso. Questo non va bene. E anche perché c'era la favola, perché quella era una favola, che più dormivi e più tempo rubavi alla galera, e quella era una fesseria, perché non è che se uno in galera dorme ne fa di meno, cioè, non si accorge che il tempo passa. Io capisco questo atteggiamento, devo dire, come volontaria carceraria, e non ho neanche mai sentito dire quanti anni di branda
hai fatto, Don David, con questa espressione specifica, però io li capisco, dormono per non sentire il tempo che passa. Ma come nuova associata proprio mi piace questo excursus, perché così imparo bene tutto quello che fa, capisco bene tutto quello che fa la cooperativa, ma adesso ci stanno ancora altri pezzi, giusto? Dopo i cesti. Sì, la cosa prosegue perché abbiamo dallo scorso agosto preso in gestione un chiosco, un pub a Fagnano Lona, dove c'è anche il capannone, e quindi dallo scorso agosto abbiamo avviato anche questa sfida. Dicono tutti che terzo settore, cooperative e mondo della ristorazione non funziona, noi per adesso funzioniamo, insomma, non abbiamo la pretesa di essere chissà che cosa, però insomma per intanto va. Lì abbiamo appunto avviato questo lavoro. Poi c'è un altro lavoro importante che è nato da una collaborazione con una società di Milano che si occupa di diritti di riproduzione musicale, si chiama Pizza Right, e noi facciamo un lavorino importante al computer di inserimento dati per questa società milanese. Al momento ci lavorano 3 persone più la referente, che è anche la presidente della cooperativa, Anna Bonanoni. Gli assemblaggi un po' continuano, poi abbiamo altri tipi di lavori al computer. Don David, perdona l'interruzione. Fino ad oggi quante persone hanno trovato lavoro grazie a questo tuo spirito imprenditoriale per i 38. E quante di queste persone sono ritornate in prigione? Una sola ha commesso nuovi reati, un altro è rientrato ma per reati precedenti il cui iter giuridico è andato per le lunghe. Uno solo ha commesso nuovi reati, diciamo per adesso, ma speriamo che insomma su 38 persone uno solo, insomma, è un dato molto importante. Tu in questo momento veramente assolvi a quello che viene dettato anche dalla nostra Costituzione, che è quello del reinserimento della persona appunto che ha commesso reati e che è finito in prigione, cioè parole e fatti, e questo appunto tu l'hai esplicitato benissimo all'inizio col tuo intervento, dicendo che appunto bisogna dare alle persone sia il conforto morale, sia l'ascolto, le parole, il cuore, ma bisogna dargli anche da mangiare, bisogna dargli gli strumenti anche per procacciarselo questo mangiare, anche perché poi di queste 38 persone tante di queste avevano famiglie, erano persone grandi, non ragazzini, giusto? Perché tu ti occupi degli adulti sostanzialmente. Certo, Busto Arsizio è un carcere maschile di persone adulte. Diciamo anche questa cosa, che ciò che fa la differenza è il fatto che una persona, a furia di stare a bagnomaria, in contatti sociali nuovi, in relazioni nuove, impara nuove modalità per affrontare la vita, che non ha più bisogno di accedere a ciò che è criminoso, a ciò che è illecito. Faccio un esempio banale. Tutti noi abbiamo fatiche nella vita, difficoltà, momenti in cui mancano i soldi, c'è qualcosa che non va, qualcosa che eccetera eccetera. Non è che tutti andiamo a spacciare, a rubare o non affrontiamo le frustrazioni della vita accedendo magari alle sostanze o quant'altro. Una persona, quando è sempre in quel mondo, come è all'interno del carcere, non esce da certe modalità per affrontare la vita. Poco tempo fa un nostro lavoratore è venuto e dice: mio figlio ha rotto la macchina, guaio, non ho i soldi, che cosa faccio? Gli potete anticipare un po' lo stipendio? E noi abbiamo gioito perché mi ha detto: caspita, questo è un passaggio importante, è nei guai perché la vita va così, anziché andare a chiedere a chissà chi o a fare chissà che cosa, viene a chiedere a noi, e sa che noi in un modo o nell'altro cerchiamo di venirgli incontro. Don Davide, la prossima attività sarà quella di uno sportello bancario solidale, allora?
Ci manca anche quello. Io mi ricordo che nei tempi antichi, quando una persona veniva dimessa dal carcere, aveva degli aiuti, insomma, c'era una piccola assistenza, era una cosa che veniva gestita dalla Chiesa, insomma, dal clero in particolar modo. Io ricordo questo, i ricordi miei risalgono a qualche decennio fa, insomma, uno non usciva fuori, non si ritrovava così con una mano davanti e una di dietro, insomma, aveva un piccolo sostegno. Questa è una cosa che in questo nostro paese ormai cioè non esiste più, insomma. Io mi ricordo anche una volta i cappellani, per esempio, erano quelli che fornivano ai detenuti sia il necessario per scrivere con il francobollo, anche quel minimo di soldi che servivano per le sigarette. Oggi mi pare che invece si tenda solo... Oggi andiamo avanti a fare la stessa cosa, non ti preoccupare. Ma in privato però, non c'è più un sostegno, diciamo, a livello proprio di ministero. Io mi ricordo che una volta c'era un qualcosa di... forse era dato da... Io prima l'ho fatto da solo sostanzialmente, adesso che ho l'associazione, con l'associazione noi diamo, erano 10, adesso diamo 15 euro al mese a tutti quelli che lo chiedono e hanno bisogno per ricaricare la scheda telefonica, per un minimo di spese, quello che è 15 euro al mese non è niente, per carità, però insomma si fa un po' quello che si riesce, questo riusciamo a sostenerlo e questo lo facciamo, insomma, almeno per le telefonate. Don David è assolutamente strutturato, nel senso che la gente fa la domandina, i volontari prendono la domandina, i volontari, Don David, eccetera. Un momento, siamo arrivati alla metà del primo tempo e dobbiamo dare spazio alla pubblicità. E poi abbiamo già 2 domande pronte. Pubblicità. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, è sempre lo spazio più del martedì pomeriggio. E mi sono scordato appunto di dire che se volete potete intervenire telefonicamente chiamando lo 02 92 94 72 22. Don Davide, adesso qualche domanda ancora. Dunque, volevo chiederti un po', volevo riprecisare questo discorso dei volontari in carcere, perché effettivamente molti anni fa il cappellano faceva tante cose lui solo. Adesso questo discorso di un po' di soldi, un po' di aiuto, eccetera, è condiviso con i volontari, dico bene? Sì, assolutamente, anche perché sono tutte attività che richiedono tempo. Il tempo di prendere le domandine, di andare all'ufficio conti correnti, di controllare che le richieste siano poste da persone che realmente hanno bisogno, poi fare il bonifico, mandare la distinta, tutte cose che richiedono tempo, per cui i volontari ci si mettono e si riesce così insieme a fare molto di più, insomma, che non il singolo che fa. Io durante il Covid
un periodo dell'anno, un periodo della vita veramente impegnativo, facevo sostanzialmente tutto io. Dal volontario che dava le scarpe e le mutande, a quello che faceva i bonifici, a quello che dice la messa, a qualsiasi cosa. Adesso, grazie a Dio, insomma, questo non è più, per cui adesso sono rientrati tutti i volontari regolarmente dentro gli istituti. Senti, l'ultimo step della cooperativa ce lo racconti? Il Sudaterra? Sudaterra è un progetto meraviglioso, è nato un paio d'anni fa, quando l'avvocato Rocco Puce, che salutiamo, ringraziamo, mi ha telefonato e mi ha chiesto se volevo prendere in mano questo frutteto di 6.000 metri quadri che lui aveva in una zona periferica di Busto Arsizio. Io da tempo stavo cercando, perché uno dei nostri lavoratori, che si chiama Nino, ha sempre avuto la passione di lavorare la terra, e insomma, a noi piace atterrare i sogni delle persone. Stavamo cercando un terreno per vedere se era possibile attivare questa sua passione e competenza. Siamo andati a vederlo, questo è un paradiso, era un po' conciato ai tempi perché andava un po' messo in ordine, Nina poi ha fatto grandi lavori, però c'erano 350 piante di mirtilli, mele, pere, kiwi, insomma un frutteto a tutti gli effetti, con delle arnie in fondo al frutteto per l'impollinazione, con davvero insomma un piccolo paradiso da mettere a posto e da rendere funzionale. È ormai il secondo anno, anzi questa è la terza estate che siamo lì, abbiamo rinnovato un po' le piante di mirtilli, abbiamo sistemato un po' di cose, abbiamo messo anche le galline, le oche, abbiamo messo, insomma. E domenica alla Santa Messa, che abbiamo celebrato insieme al Circolo Laudato Si di Busto Gallarate, abbiamo anche installato la grande croce benedetta dal Cardinal Bagnasco la settimana scorsa. Sulla terra il grosso sono i mirtilli, poi in realtà con tutta la frutta facciamo un sacco di conserve diverse tramite una cooperativa di Sommalombardo che lavora e trasforma la nostra frutta, però il grosso sono i mirtilli con cui facciamo i succhi, con cui facciamo le conserve, con cui facciamo una birra, la Prevost, e con cui facciamo anche un liquore con la distilleria Strada Ferrata di Seregno, che condivide un po' la nostra avventura e ci fa il lavoro a prezzo di costo, ecco. Per cui adesso abbiamo avviato un secondo campo a Fagnano Lona di altri 4.000 metri quadri, altre 200 piante di mirtilli, perché ci servono sempre di più. E poi, insomma, siamo in fase di ragionamento con il comune di Busto Arsizio, perché c'è un terreno nella parrocchia di Sant'Anna, dove io sono di casa, a 1 chilometro dal carcere. C'è un terreno di 10.000 metri quadri che parte era della parrocchia. Con la parrocchia abbiamo fatto una permuta fra terreni diversi e adesso quel terreno è tutto del comune. Insomma, stiamo ragionando sulla possibilità di farlo addivenire nella disponibilità della Valle di Ezechiele per fare lì un grande centro di produzione orticola. Siamo a 1 chilometro dal carcere, quindi immaginare le persone che escano e vengano a lavoro ci possono venire letteralmente a piedi, perché è proprio lì attaccato, per cui questo è ancora in fase ideale, progettuale, però insomma ci stiamo lavorando molto, ci stiamo credendo tanto. Ecco, Don Davide, buonasera, sono Roberto. Ha anticipato la risposta a quella che voleva essere la mia prossima domanda, perché avrei voluto chiedere quali fossero i prossimi progetti in itinere, e lei già una risposta l'ha data. Io mi occupo di sport, ho questa passione, sono un giudice federale della Federazione Italiana Rafting, e allora le farò un'altra domanda. Avete in progetto, avete come idea eventualmente di organizzare delle riunioni sportive per i carcerati, per gli ex carcerati, cioè integrare con lo sport quella che può essere un'attività ludica ma anche associativa?
Allora, in questo momento, già da un paio d'anni, il CSI di Varese ha organizzato attività sportive importanti all'interno dell'istituto in collaborazione con la cooperativa Intrecci. Il presidente del CSI Varese, Diego Peri, ha avviato questa collaborazione molto bella, per cui quest'anno c'è proprio una sorta di piccolo campionato interno, insomma, con squadre che vengono da fuori per giocare dentro e via dicendo. Questo già accade. Io come cooperativa noi non abbiamo mai fatto nulla dal punto di vista di attività sportive, un po' non è nel nostro statuto, nelle nostre finalità, un po' tutto non possiamo fare. Io personalmente qui a Sant'Anna in parrocchia ho fatto per un paio d'anni una squadra di calcio, ma è una squadra di calcio per i poliziotti del carcere, i poliziotti penitenziari. Volevano un luogo, un tempo dove mettere un po' da parte il mondo carcere, che è il mondo dove lavorano, che è un mondo di grande fatica, e quindi per un paio d'anni siamo riusciti a fare la squadra. Poi dopo, tra chi ha avuto il secondo figlio, tra chi ha avuto, insomma, chi va a sposarsi, chi eccetera, quest'anno non siamo più riusciti a fare la squadra, mannaggia. Chissà, vediamo se l'anno prossimo avremo opportunità. Però vabbè, è stata un'esperienza, devo dire la verità, molto bella, ecco, questi 2 anni. Ecco, io ho avuto l'opportunità e la fortuna di portare, come si dice, portare in barca degli operatori di polizia penitenziaria, essendo a Milano all'idroscalo, e devo dire che era stata un'esperienza estremamente positiva. Mi sento già di fare una futura proposta di allargamento all'avvicinamento dello sport da pagaia o dello sport d'acqua, magari su fiume, dove l'esperienza è senz'altro più adrenalinica che andare su un'acqua ferma, come diciamo noi in gergo. Andare su un'acqua mossa è una cosa diversa, e magari tramite Mimmo, tramite la radio, mi piacerebbe poi conoscerla e vedere se si potesse poi veramente attuare un progetto simile, insomma. Beh, io quando facevo il prete oratorio gli adolescenti li portavo sempre a fare rafting d'estate. Su che fiume? Perché è una di quelle esperienze sulla Dora, prima quando avevo Valle d'Aosta, insomma è un'esperienza di quelle che accendono l'entusiasmo. Difatti. Sì, fa molto gruppo, tiene molto insieme, insomma è bella. Anche, com'è che si chiama l'altra attività invece, che un po' ci nuoti, un po' ti tuffi, non mi ricordo mai il nome. Sì, c'è l'idrospeed dove si scende in singolo, c'è il canyoning dove si canyoning. Sì, sono discipline associate. Anche quello è bello, era bello, bellissimo. Sì. Direi ancora più del rafting, devo dire, è un pensiero personale, però vabbè. Perché lei ha fatto la Dora alta, avesse fatto la Dora percorso mondiale, l'adrenalina sarebbe stata forse diversa. Però ecco. questo è un invito, ovviamente è un invito, così poi lo proveremo insieme, insomma, magari. È un invito che si può estendere anche ai figli, per esempio, delle persone detenute o degli ex, perché appunto sicuramente qualche problema per far fare sport del genere alle persone detenute o in permesso sicuramente c'è, però per esempio i figli è anche un modo appunto per fare vivere ai figli di queste persone sfortunate dei vantaggi che altrimenti cioè, i genitori, i padri non hanno potuto vivere, possono far loro. E chissà, appunto, capace che da attività del genere sicuramente si riceve qualche cosa di più positivo, insomma. Perché io posso immaginare questi ragazzi, queste ragazze, quando vanno a trovare i genitori in prigione, per i controlli che devono subire, non deve essere così tanto facile, o sbaglio, Davide? Il mondo delle persone che attendono di entrare, che vivono la vita dei propri familiari in generale, è un mondo di grande fatica, spesso di grande solitudine, di grande abbandono, dello stare in piedi. Guarda, una delle
uno dei nostri lavoratori al chiosco a Fagnano c'è stato riarrestato un mese e mezzo fa per una vicenda un po' curiosa che adesso non sto qui a spiegare. Fatto sta che poi adesso finalmente se l'hanno riscarcerato da qualche giorno. Questo mese e mezzo sua moglie e sua figlia erano sempre lì da noi al chiosco, anche perché si sentivano ben volute, anche perché sapevano che non dovevano nascondere niente a nessuno, non si sentivano giudicate, e perché là dove c'era da dare una mano la si dà, insomma, ecco, questo dentro la fatica di un momento di grande bellezza, insomma, nell'accompagnare una famiglia che resta davvero in difficoltà, insomma, quando andare dentro, fare i colloqui, il tempo che va, tutto ciò che è la perquisizione, che è sempre qualcosa di invasivo, necessario per carità, però vabbè, non piacevole neanche per chi la fa, dire vero. No. Oggi come oggi, Don Davide, ci sono anche molti volontari che oltre che entrare dentro con i carcerati si fermano proprio lì in quelle zone dove i parenti aspettano e fanno un servizio più orientato alle famiglie, no? E che una volta non esisteva proprio. E a proposito di famiglie, tu hai fatto anche un'esperienza sul territorio di sportello alle famiglie. Sì, è un'esperienza che ad oggi necessiterebbe di nuova linfa vitale, perché nonostante siamo a 1 chilometro dal carcere non si è trovata una grande confluenza di persone. Qualcuno è arrivato, ma effettivamente una strada ancora forse non la si è bene imparata o non si è riusciti a mostrarla adeguatamente a chi era bisognoso. Siamo andati tante volte nel parcheggio del carcere con i volontari a fare esattamente un po' di accoglienza, un po' di tempo di dialogo, di ascolto spiccio, ecco, non strutturato come può essere in uno spazio dedicato. Però molte volte siamo andati in parcheggio con la maglietta volontari a chiacchierare. Ci vuole qualcuno che ha uno spirito di intraprendenza, ecco, nel nostro gruppo, grazie a Dio. Ci sono persone la cui socievolezza è proprio innata e quindi prendere parola non è una cosa che costa fatica, mettiamola così. È interessantissimo al parcheggio dove arrivano i parenti, proprio a monte vi siete presentati ai parenti, è una cosa particolare, molto interessante. Sì, perché abbiamo cominciato con lo sportello, però appunto la gente non arrivava, abbiamo detto andiamo noi. Ecco, questa è stata in modo molto pratico la cosa. Vabbè, insomma, adesso vediamo un po' con l'estate cosa pensiamo di fare. Il nostro volontariato poi è molto all'interno delle attività della cooperativa. Cioè, tutte le mattine io ho un dormitorio nella mia parrocchia a Sant'Anna. Tutte le mattine c'è chi viene qui in dormitorio a prendere le persone e a portarle giù in cooperativa per il lavoro e a portarle poi indietro. C'è chi sta giù a lavorare con i nostri lavoratori, c'è chi lavora con i nostri lavoratori al bar a Fagnano, c'è molta attività anche fuori. Ma del resto l'inclusione sociale la si fa fuori, non si fa mica dentro. Dentro certamente. È un'inclusione dei reclusi, non è una grande inclusione. Ma poi ci sono istituti di pena, diciamo così, a lungodegenza, no? Le case di reclusione, dove ci sono persone che hanno magari 20-30 anni di galera da fare. È chiaro che lì bisogna strutturare la vita all'interno, con possibilità all'interno. A Busto Arsizio, che è una circondariale dove la maggior parte delle persone ha un fine pena tendenzialmente breve, il vero impegno, il vero lavoro da avviare sarebbe quello di un lavoro serio di dimissioni dall'istituto e di reinserimento sociale. L'ordinamento penitenziario nel 75 prevede l'istituzione dei consigli di aiuto sociale, sì. Che dovrebbero essere coordinati dal tribunale di sorveglianza e quant'altro, delle strutture sociali e istituzionali con cui aiutare le singole persone a riavviare una vita. Nel inizio Novecento a Busto Arsizio c'era un comitato per il reinserimento degli scarcerati, dei liberati dal carcere,
e presidente per diversi anni fu Giacinto Tunisi, che da pensionato, lui era stato presidente del tribunale di Busto quindi da ex magistrato da pensionato, si dedicò al reinserimento sociale delle persone che magari lui stesso aveva condannato. Una storia curiosa, perché si è ritrovato questo busto nella sede della Croce Rossa mentre veniva data agli scout al busto 3, e gli storici di busto si sono attivati per capire chi rappresentasse. Allora il busto è stato poi riconosciuto, identificato, è stato restaurato e posto in tribunale. Ho avuto la gioia di benedirlo quando è stato riportato là dove doveva essere, e abbiamo ritrovato dei suoi scritti potentissimi in cui dice: lo Stato crede di bastare se stesso facendo condanne, ma raramente le condanne riescono a ottenere ciò che si vorrebbe, ossia la reintegrazione, la rieducazione del reo, insomma. Inizio 1900, Giacinto Tunisi. Bellissimo, filosofia del diritto. Ma quindi è per questo, potrebbe essere anche per questo che a Busto si è trovato un terreno fertile a livello sociale fuori dalle mura del carcere? L'hai trovato un terreno che ti ha risposto? Ma io sicuramente sono un grande rompiscatole, ecco, questo è un dato, io cerco di farlo fruttare, ecco. Però detto questo, dico questa cosa: nell'ultima circolare emanata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Prevenzione dei Suicidi, si parla della istituzione di un servizio pubblico per le dimissioni dal carcere, perché le nostre istituzioni riconoscono che spesso e volentieri è proprio il momento del fine pena uno dei momenti in cui talvolta si verificano i fenomeni suicidari. È un dato, dicono, statisticamente rilevante. La paura del futuro, del domani, il non del nulla, dove sbattere la testa, esatto, questo è uno degli elementi che può portare una persona a compiere gesti autolesivi. Sono di marzo, queste ultime linee sono appena state pubblicate. Questa circolare del Dipartimento suggerisce proprio di fare questo. Verrebbe da leggere i consigli di aiuto sociale dell'ordinamento penitenziario o i comitati che una volta c'erano. Noi come Valle del Zetiele vorremmo fare questa cosa qui sul territorio. Il prefetto, Sua Eccellenza Salvatore Pasquariello, da anni si è fatto promotore di protocolli di intesa tra le parti sociali del territorio interessabili come possibili stakeholder, come si usa dire nei vari progetti delle fondazioni, per costruire sinergie sul territorio, favorendo il matching tra domanda e offerta, tra bisogno di lavoratori e bisogno di lavoro, e favorendo la conoscenza delle legislazioni di agevolazioni fiscali per le imprese che assumono persone. C'è stata anche una legge famosa, la legge Smuraglia, e via dicendo. Certo, sì. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Poi comunque adesso si cavalca questo nuovo, non abbiamo scoperto niente di nuovo, l'acqua calda, perché il reinserimento è certamente la parte dolente a fine pena. Sui suicidi, che oggi non apriamo la scatola, ma io, anche per l'esperienza lunghissima che ho di carcere, devo dire, non solo quando si sta per uscire, adesso non so le statistiche precise, ma anche viceversa quando si entra e non si sa che fine si farà, dove si andrà a finire, cosa mi succederà, e quindi c'è davanti un tunnel buio senza nessuna apertura nel fondo, e quindi anche lì, insomma, sicuramente anche lì c'è un momento di depressione, di sconforto, e io penso che anche in quel momento là i suicidi siano il suicidio sia un'idea presente nella mente di molte persone in carcere.
E con questo, considerato che stiamo andando verso la fine del nostro tempo, Don Davide, ti invito a fare un breve spazio pubblicitario su quelli che sono i prodotti che appunto la cooperativa fa. Dai. Io ce n'ho uno qua in mano che è la Guarda che lattina, abbiamo le birre qua. c'ho qua la lattina di birra, la bravi. Antonio, e sono lì tentato di bermela, però ho promesso a un salumiere che domani andrò a trovare in provincia di Piacenza, che gliela voglio portare e fargliela assaggiare, così capace che vi trovo un nuovo acquirente. Perché infatti la distribuite fino al centro Italia, vero? La distribuiamo ovunque ce la chiedano, ecco, noi si manda ovunque. In questo momento c'è un locale in centro a Milano che ha messo alla spina la nostra birra, è il primo locale oltre al nostro. Come si chiama questo vediamo. locale? Che così lo vado a trovare. Tutto bene, grazie, però non chiedermi di preciso dov'è, perché io tanto Milano basta andare non ho su internet, tutto bene, grazie, Sì, su sì, internet sì. sicuramente si trova. Dai, Sì, abbiamo messo l'impianto fatto da noi della spilatrice e tengono la nostra birra, la Johnny e la Antonio, sì. E perciò, allora, chi a Milano vuole andare a sì. bere la birra fatta dalla Valle del Zecchiere deve andare, ripeti un po' che bar? Tutto bene, grazie. Tutto bene, grazie. Non so dirvi di preciso in che zona è, perché Oppure a Fagnano, a Fagnano, in alternativa. A Fagnano, in via, sì, a Bergoron, in via Cadorna, si trova davanti alla chiesa di San Rocco il chiosco da Mario che ha gestito da noi. E poi, insomma, chissà, a breve magari ce ne sarà un'altra di chiosco, di un altro comune, ma chi lo sa, vediamo. La provvidenza forse ci porterà altrove. No, dico questa cosa in chiusura. Prego. Visitare i carcerati è una delle opere di misericordia che il Signore ci invita a fare. Non tutti possono farlo entrando fisicamente al di là delle mura del carcere, ma ci sono tantissime persone che scontano la loro pena esternamente al carcere. Una prima cosa importante è proprio avere un cuore aperto, una mentalità aperta. Oggi sui social si respira così tanta cattiveria che non fa bene a nessuno. Quando Papa Leone dice impariamo a disarmare le parole, impariamo a disarmare il nostro animo, ecco, questo è lo spirito che serve, perché sembra che sia diventato lecito, se non doveroso, esprimere cattiverie. Succede un fatto di cronaca nera, succede qualcosa che va sulle radio, sui telegiornali, su quello che è. Va bene, chi l'ha commesso andrà incontro al suo giudizio, farà il suo percorso, punto e stop. Star lì a dare contro, star lì a urlare dietro, star lì a scrivere con il proprio nome e cognome, magari il proprio volto in vista nella foto profilo, parole di violenza, non rende sicuramente questo nostro mondo un mondo migliore. Una seconda cosa, per chi in una qualche misura fa della preghiera uno strumento della propria vita, il primo modo per fare visita è proprio il dire una preghiera. Perché chi sente dentro di sé questa risorsa, questo organo umano del pregare con un organo con cui uno respira, che uno vive, questa è una cosa importante. Poi si può restare in contatto, allora si va a cercare la Valle di Ezechiele sui social, Instagram, Facebook, abbiamo la newsletter del sito lavallediezechiele.org. Quando uno ha sentito un progetto, ha sentito una persona, ne è rimasto convinto, entusiasta, dice voglio restare in contatto, perché poi dal sito uno può acquistare la birra, può acquistare i cesti, può venire a trovarci, può chiedere, viene una sera al nostro bar e chiede: ma voi siete quelli lì che ha parlato sulla radio? Sì, organizziamo una cena, no, di amici. Adesso c'è una persona che dice: sono passato a tempo indeterminato finalmente sul lavoro, voglio organizzare la festa con i colleghi, vengo lì da Mario, mi fai la cena, volentierissimo. Gli avvocati della Camera Penale di Bustarsizio, anche una grande azienda di Gavirato, la Civelli Costruzioni, sono venuti a fare la loro cena di Natale da noi, al nostro bar, che si è trasformato un po' in ristorante, perché diamo delle belle competenze in campo, da mettere in campo, per cui insomma
restare in contatto è il primo modo per lasciare entrare nella bolla delle nostre informazioni non solo tutto il nero della cronaca, ma anche tutto ciò che è luminoso e che dentro questo oscuro prova davvero a generare un mondo disarmato e disarmante. Don David, ti devo ringraziare perché appunto il nostro tempo è finito, e perciò però ti ringrazio e ti saluto con un ci vediamo da Mario Prima o poi. a Fagnanolona, Prima o poi, sì. più prima che poi, a Fagnanolona da Mario. Ciao Don Davide, alla Ciao Don prossima. Davide, grazie. Ciao, buona serata. Ciao Manuela. Ciao. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Avete